benvenuti all'Ethnic Festival, al secondo weekend che parte questa sera. Il secondo tempo dell'Ethnic Festival è dedicato soprattutto alla Notte Bianca, un evento che fa ormai tradizione assieme all'Ethnic Festival, ma in realtà questa sera abbiamo diversi gruppi con della musica del vivo, in cui diciamo sarà molto interessante, sarà molto ricca. La cosa molto importante è che questa settimana, entrando nel mondo del food, oltre ad avere diciamo un po' la rappresentanza di tutte le nazioni, oggi abbiamo ospitato gli amici di Amatrice. No? Amatrice, come voi sapete, è stata colpita da questo terribile terremoto, e questi ragazzi stanno portando avanti la cultura e la conoscenza di Amatrice proprio con il loro piatto forte, cioè che è la pasta dell'amatriciana. E questo ci fa onore anche perché ci sarà un momento in cui dedicheremo anche uno spazio alla solidarietà. Per quanto riguarda invece le attività collaterali, avremo dei show cooking, avremo delle interpretazioni che vanno dalla cucina indiana, serba, mitteleuropea, e poi chi la fa veramente alla grande è proprio il villaggio latino, con tutte le sue espressioni che vanno dall'Argentina passando attraverso il Messico, Cuba in particolare con tutti i suoi cocktail, per poi arrivare anche il Brasile. Il Brasile in particolare quest'anno l'abbiamo ospitato anche con uno stand tutto suo, molto ricco, molto importante, e poi completiamo diciamo, l'offerta ai nostri visitatori con il prodotto nostro nostrano, cioè del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno in Italia ricorre l'anno del cibo, no? Il cibo per noi è molto importante perché riteniamo che sia la benzina del nostro motore, e in particolare ci siamo soffermati su una parte che sono i prodotti del Friuli Venezia Giulia, e abbiamo creato uno stand proprio appositamente su quelli con i prodotti a chilometro zero. In particolare siamo nel pieno della stagione, dedicheremo domani più di qualche show cooking all'asparago, il re ormai della cucina di questo periodo. Mi chiamo Cristian Vincenti, siamo qui allo stand argentino dell'Ethnic Festival a Gradisca di Sonza. Noi ci occupiamo principalmente di fare in questo settore qua la carne che viene cotta alla maniera argentina. In Argentina si cuoce la carne sulla griglia e si cuociono diversi tipi di carne, no? Si cuoce anche l'asado, che si cuoce in verticale, ma che porta molte ore di cottura, quindi preferiamo in queste manifestazioni farlo così, che è più pratico, più veloce, e si cuoce anche in una maniera più appropriata per le persone. Facciamo la carne, facciamo anche le empanadas, facciamo i churros, come vedi qua a fianco, che è un'altra fritella tipica argentina. Facciamo un po' di musica, facciamo musica folclorica argentina e ci divertiremo in questo fine settimana a Gradisca di Sonza. Vuelves al mar.
vuelves al mar, estarás conmigo y loco de amor, estaré contigo. Ciao ragazzi, io sono Juan e sono qui nel ristorante brasiliano qui a Gradisca, nel villaggio latino. E niente, vi racconto un pochino in cosa consiste quello che stiamo preparando qua. Allora, prima di tutto bisogna dire che quello che è la nostra proposta è mostrare il mangiare brasiliano come un mangiare fatto con passione, ma molto buono e molto sano. Abbiniamo delle verdure fresche, riso, couscous, insalate di ogni tipo, con il riso basmati, la faiolata o la faiolata. Questi sono dei faioli latinoamericani neri, quelli famosi faioli neri, è buonissima questa faiolata. E insieme alla picagna, che il taglio, la picagna sarebbe, in italiano sarebbe il taglio di punta di sottofessa, così si chiama in italiano. È un taglio molto particolare e si serve le fette di picagna, una salsiccia e tutto quello che volete in buffet. La idea è proporre questo, proporre un mangiare equilibrato, buono, sano, fatto con tanto amore. Faccio vedere. Siamo a metà strada, lui è Al, è il nostro cuoco brasiliano. Piacere. Questa è la picagna, il taglio di manzo brasiliano. Estaré contigo, ya no habrá más penas en mí. Sentiré tu piel en mi piel, de mi pensamiento en ningún momento te quitaré. Ya no habrá más penas en mí. Sentiré tu piel en mi piel, de mi pensamiento en ningún momento te quitaré. Daya kamagni kal ayo namanya dulu ukarai kore Allora, qua abbiamo il nostro piatto Tali, un piatto unico con vari assaggini e noi per fare assaggiare abbiamo fatto riso al limone che ha usato le spezie curcuma e semi di senape e poi qua c'è pollo al curry, qua c'è verdure, abbiamo fatto melanzane con ceci, un tipico piatto India del Sud che usano varie lenticchie e legumi anche, che qua c'è dal. È un piatto tutto l'India che si mangiano. Qua ci sono pakora e frittellini fatto con farina di ceci con le verdure e le salse, diciamo qua salsa di pomodoro con semi di senape e la salsa mista piccante e ovviamente cucina indiana c'è tante spezie che usiamo, no? E fa bene per nostra salute. Tanti non conoscono nostra cucina ma fa bene, chi volete venire aspettiamo.
Buonasera a tutti, questo è il chiosco peruviano, chiosco Paracas, e noi siamo uno dei pochi, penso, in Italia a produrre cucina peruviana. Diciamo i piatti tipici peruviani sono principalmente il lomo saltado, quello lì, è un piatto di polpa di manzo saltata in padella con peperoni, cipolla, patate fritte accompagnato da riso. Sono tutti molto sazi e contenti. L'altro piatto importante, che diciamo è anche patrimonio del Perù, è il ceviche, è un piatto di pesce marinato nel lime. Usiamo generalmente pesci bianchi bagnati dal lime, quindi con l'acido del lime viene cucinato per un paio d'ore. Poi servito, in Perù si usa dire il ceviche che non picca, non è ceviche. Noi preferiamo non usare il piccante e metterlo a parte così da soddisfare i palati di tutti. Altri piatti a disposizione, abbiamo la papa alla huancaína, un antipasto di patate con una salsa di ají amarillo e un peperone tipico peruviano dal sapore un po' piccante. Voglio ricordare che tutti i prodotti sono esattamente naturali, li importiamo al naturale, li cuciniamo noi, li prepariamo noi, non sono invasati, non sono preconfezionati. Come dicevo, questa crema di huancaína è prodotta con crema di peperone giallo, un po' di sale, un po' di formaggio fresco, formaggio di capra e un po' di latte, tutto mescolato, e così si crea questa crema di peperoni che viene versata su un piatto di patate cotte, patate lesse, e addobbate, diciamo, con un ovetto, un'olivetta. Tutti i piatti che sono ritratti, che potete vedere, sono fedeli ai nostri piatti, sono le fotografie nostre. Come dolci poi abbiamo Mazamorra morada, è un tipico dolce peruviano, praticamente deriva dalla pannocchia nera, faccio vedere qui. Questa è la pannocchia nera, noi facciamo bollire questa pannocchia, ricaviamo l'estratto e rifacciamo bollire una seconda volta, accompagnato da ananas e mele. Con questo succo, che si chiama chicha morada, che si usa a bere, che comunque anche lo diamo ai nostri clienti, sono tutti molto contenti, con un po' di lime e un po' di zucchero. Poi si va a creare il dolce insieme, che va mescolato insieme alla maizena e altri prodotti, si va a creare questo dolce, questa specie di budino con all'interno prugne, che si chiama Mazamorra morada. Un altro dolce che proponiamo ai clienti è l'arroz con leche, riso, che viene un riso particolare del Perù, che viene fatto bollire, in realtà poi si è usato anche un riso italiano, l'importante sia rotondo, fatto bollire col latte, mescolata con la crema di latte, con crema Nestlé potrebbe essere, si crea appunto questo arroz con leche, accompagnato con un po' di cannella e un po' di uvette. Poi proponiamo le mitiche birre cusqueña, sia la versione bionda, una lager, che la versione scura. Allora, uno dei prodotti tipici peruviani è l'Inca Kola. L'Inca Kola ha una sua storia. L'Inca Kola, diciamo, è nata per contrastare i cosiddetti Yankee. C'è una forte rivalità tra i peruviani e gli nordamericani, i cosiddetti Yankee. E per contrastare il dominio della Coca-Cola, i peruviani hanno inventato l'Inca Kola, e ha un stretto gusto di Big Bubble, ma devo dire gradevole, che nel corso degli anni è riuscita a conquistare tutte le tavole peruviane, quindi in Perù nessuno più consumava Coca-Cola, a tal punto che la stessa ditta Coca-Cola decise di investire ed acquisire l'Inca Kola. Questa compagnia ha resistito per parecchi anni, finché purtroppo ha dovuto cedere parte del suo patrimonio alla Coca-Cola. Infatti oggigiorno non ricordo esattamente in che proporzione, comunque sono cointestate. Poi abbiamo il pisco. Il pisco è un distillato di uva, vengono usate svariati tipi di uvaggi e poi creano questa cosiddetta grappa dal retrogusto un po' più suave. Questa viene mescolata con albume d'uovo, lime e zucchero e si crea il cosiddetto pisco sour.
Ya vendrà in preso e supporta bien la radio e cicla minga e gnai pivion. Sugamara, Sugamara.